Com'è sto tedesco, il tedesco che parlano questi valser? Quanto ha ancora in comune con il tedesco della Germania o della Svizzera? Molto, io faccio le domande e rispondo da solo. Molto, poco. Perché? Prima di tutto, sicuramente, se uno approfondisce la conoscenza del valser, vedrà che ci sono alcune parole che non si usano assolutamente in tedesco, o perlomeno non si usano più, proprio perché è una lingua molto arcaica. Alcune parole si sono perse nei secoli e non ci sono più in Germania, mentre sopravvivono sia ad Alagna che a Rimella. A volte sopravvivono solo ad Alagna, a volte solo a Rimella, a volte solo in altre colonie. A volte una parola la troviamo a Rimella, la troviamo poi in Austria, ad Alagna no. Chi lo sa le dinamiche come vanno, ne vedremo alcune. E diciamo nel periodo in cui erano ancora nel vallese entrano nella lingua valser alcune parole latine, quindi che non sono, noi possiamo pensare, anch'io pensavo così dalla mia conoscenza dall'alto del mio tedesco, pensavo che fossero parole entrate dal dialetto valsesiano nelle parlate valse, non è vero. Ad esempio, per dire gerla, no? Gerla si dice a Rimella, si dice civru, vero? Civru, e uno dice civera, e invece no, e invece non è, no, perché ad Alagna invece dice horb, quindi la parola non ce l'abbiamo, però la troviamo invece al di là delle Alpi, in Svizzera, in Austria, in Liechtenstein, si dicono anche loro cifra o civra o civru, così. Quindi questa parola è entrata nella loro lingua, è entrata dal latino cibaria, che era quell'oggetto che si usava per portare il cibo, cibaria, è diventata civru. Quindi i rimellesi l'hanno portata già così, non è arrivata dalla Valsesia, anche se in Valsesia dice civera. Civera che in altre parti del Piemonte diventa scivera, nel biellese e sivera anche. Ecco, che non è più questa sivera, perlomeno lo dicono anche gli occitani, mi sembra, più o meno così la parola. Non è più una cosa che si porta a spalle, ma una specie di barella con lanici. Comunque la funzione è sempre quella, qualcosa che serve per trasportare qualcos'altro. Portavano i formaggi. Ecco, i formaggi, quindi ecco, cibaria appunto perché... Questa è una parola, oppure un'altra, i mirtilli rossi vengono chiamati in molte parti del mondo valser, vengono chiamati grive o grifle o qualcosa di simile. Anche in... come diciamo? Però in Valsesia, dove noi diciamo grifle in realtà, in valsesiano, la parola non la troviamo, però in altre, ad esempio la troviamo in Svizzera. Poi ci sono una cosa interessante di questa lingua valser, se non è troppo veloce, dico cose troppo veloci, no, grazie. Volevo soltanto chiedere, ma nelle scuole ai ragazzi non si programmare questo? No, in parte, non so bene, che magari voi sapete dire. Viene trasmesso nelle famiglie. Sarebbe una beata speranza. Chiede nelle scuole come viene insegnato. Un'ora in 15 giorni. Formazza tutte le settimane hanno molte ore. Ecco. È una grammatica. Anche aggressivi. Certo. E in Valsesia bisognerebbe farlo assolutamente, bisognerebbe con modalità diverse ad Alagna piuttosto che a Rimella. Ci sono due modi, a Rimella però avete un'altra cosa a Rimella che potreste anche voi invece. Ad Alagna bisognerebbe insegnarlo nelle scuole. Secondo me settimanalmente bisognerebbe insegnare ma bisognerebbe sensibilizzare le famiglie, vedere che sono, secondo me, ma no, ma neanche tanto in Italia come lingue non si insegna tutto, non si insegna niente, ve lo dico io, sono laureato in lingue, ho insegnato anche, la finalità è quella di passare carte, di compilare tante cose, però quello che è l'insegnamento è proprio scarsissimo, diciamo. È chiaro che per un valser che vive in mezzo a un mondo germanico dove si parla dove la lingua dominante è il tedesco, è chiaro che tutte le influenze che i valser hanno avuto dal piemontese, così dall'italiano,
sono moltiplicate, perché è molto più, capisci, diventa più difficile portare avanti una lingua in stato di purezza quando comunque la lingua della televisione, della cultura è il tedesco, una lingua simile, in fondo la versione più moderna della stessa lingua. Ecco, però ci sono delle caratteristiche che sono rimaste e sono sicuramente valse, proprio sono dei campanelli d'allarme che dici, ecco questa, cioè se ci sono certe particolarità, questi sono valser. Però capisco che ci sono sicuramente più valser, se vogliamo, Rimella, sono più valser Rimella e Alagna, proprio perché hanno avuto a che fare con gli italiani, e quindi, chiaro, la senti se è una parola italiana. Se una parola è tedesca non puoi così tanto, è difficile, il confine è proprio così, però secondo me no, ci hanno in comune sicuramente delle caratteristiche che sono prettamente valser. Alcune parole, alcuni vocaboli, alcuni suoni, ad esempio il fatto che una cosa che hanno in comune, ad esempio Rimella e Alagna, che la S, quella che è la S iniziale tedesca, diventa sempre J. Strano, non appartiene, in Germania non è mai così. In Germania la S iniziale è sempre Z, una S sonora. Ad Alagna e Rimella invece suona proprio con una J. Ad esempio l'estate, in tedesco è Sommer, in inglese Summer, no? E loro dicono Jummer. Quindi questa è una caratteristica. Sommer in tedesco, no? E Summer in inglese. Stranamente in questo caso il valser è più vicino all'inglese, perché ci dicono Jummer. Ecco. Ce ne sono tanti. Infatti diciamo che nel valser viene fuori, anche se sono millenni che sono venuti via dal nord Europa, saltano fuori ancora alcuni vocaboli che vengono da su di là, vengono da quelle zone. E quindi questa è una, oppure la S finale anche spesso non è più J ma Sh, spesso sia ad Alagna che a Rimella, alcune adesso non mi vengono in mente esempi, scusate, però la S suona come una Sh. E si scrive S? Ecco, ad Alagna no. Ad Alagna si scrive con la S soltanto. Sì, perché ad Alagna, questo bisogna parlare del resto dei Giordani. Ad Alagna hanno avuto una tradizione anche del tedesco scritto che si avvicina di più a quello che è il tedesco letterario. Mentre a Rimella, siccome la lingua nei secoli non è stata scritta, perlomeno non abbiamo testimonianze, nei secoli i rimellesi si sono inventati delle grafie. E ultimamente ne hanno adottata una che funziona per Rimella, direi che no? Funziona, non è il caso di andare a cercarsi, inventarsi altre grandi. Già ce le inventiamo con i piemontesi. Era venuto il Ballard che aveva fatto questi libri. Ecco, infatti, perché per fortuna entrambe le colonie hanno avuto poi dei testi sacri, se vogliamo. Uno risale ai primi del Novecento, comunque composto nell'Ottocento, che è questo qua. La colonia tedesca di Alagna Valsesia del dottor Giordani. Questo libro era di un medico condotto di Scopello, una località in Alta Valsesia. Questo ha salvato la vita al valser di Alagna, secondo me. Ma veramente gli ha salvato la vita. Perché i miei informatori conoscono perfettamente questo libro e lo conoscono come una loro Bibbia, sanno citare esattamente, sanno dirti a che pagina c'è quella certa cosa. Io magari avevo un dubbio di grammatica, loro dicevano, no, ma se guardi a pagina 54 vedi che... No? E funziona, questa cosa veramente loro si sono ancorati a questo libro ed è stata una fortuna, perché purtroppo la lingua valser, essendo molto arcaica, è più complicata rispetto al tedesco moderno.